Padre Amort avverte: fate attenzione a tutti coloro che tolgono il malocchio in questo modo. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di padre Gabriele Amort, che è stato un presbitero e scrittore, esorcista, sacerdote della diocesi di Roma. Padre Amort è vissuto tra il 1925 e ci ha lasciato, ahimè, nel 2016 e ci ha, nel corso della sua vita, dato degli insegnamenti preziosissimi per difendersi dal maligno e dal male in tutte le sue forme. Per quanto riguarda lo spinoso argomento del malocchio, ecco cosa ci ha detto padre Amort. Il malocchio è un vero maleficio e suppone l'intenzione di nuocere ad una determinata persona con l'intervento del demonio, e per portare a compimento il tutto viene usato un mezzo nefasto, lo sguardo. Chi subisce il malocchio è definito soggetto spugna. Si tratta di persone che hanno una particolare sensibilità e subiscono di frequente influenze malefiche. Il malocchio è molto più leggero di un vero e proprio maleficio. È un influsso negativo che viene comunicato con lo sguardo attraverso vari incontri. Esso, anche se leggero, ha un aspetto molto pericoloso. Le persone comunicano abitualmente con lo sguardo. Chi subisce il malocchio è soggetto a lamentarsi quotidianamente sempre di tutto e tutti e non riesce più a vivere in modo sereno e cristiano. Inizia a perdere la fede. Ma come fare ad eliminarlo? Ebbene, padre Amort ci dà un suggerimento, un avvertimento molto molto importante. Egli scrive: molte persone, specie nei piccoli paesi di campagna, dicono di togliere il malocchio ed usano mettere in un piatto d'acqua gocce di olio o chicchi di grano o cose simili. Anche se si tratta di persone che sono in buona fede o sicuramente sono brave persone, la smettano immediatamente di fare cose simili, perché questo è un rito magico ed i riti magici portano poi nelle mani del demonio. Anche se queste persone dicono preghiere o fanno segni di croce, non sanno quello che fanno. La Bibbia, a tal proposito, è chiara. Si legge infatti nel libro del Deuteronomio: popolo mio, non si trovi in mezzo a te chi esercita la divinazione, il sortileggio o la magia, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose suscita la collera del Signore. E allora come fare ad eliminarlo senza ricorrere a persone che non sanno quello che fanno? Innanzitutto bisogna portare al collo la medaglietta della Madonna di Santa Caterina Labouré, sarebbe la medaglietta della miracolosa, e quindi a cui bisogna abbinare la medaglietta che reca l'immagine del volto santo di Gesù. Quindi la medaglietta miracolosa con l'immagine appunto della Madonna, una medaglietta che penso conosciamo tutti quanti, e poi l'immagine del volto santo di Gesù. Si ricordi che ogni oggetto sacro che si porta addosso va sempre benedetto da un sacerdote per poter avere il massimo dell'efficacia. Poi bisogna seguire tutta un'altra serie di procedimenti. Dice padre Amort: anche al telefono è possibile ricevere delle ondate malefiche. Prima di rispondere ad una telefonata bisognerebbe
recitare la preghiera a San Michele Arcangelo e subito dopo che si chiude la telefonata recitare di nuovo la preghiera a San Michele Arcangelo, soprattutto se si sentono alla cornetta sospiri, risate strane e sguaiate o cose simili. In casi particolarmente gravi, la persona che ha subito il malocchio può avere una certa svogliatezza nel voler andare in chiesa e nel ricevere la Santa Comunione, e allora è necessario bere qualche sorso d'acqua santa e recitare qualche preghiera. Alla messa, inoltre, bisogna partecipare con santo fervore. Molti stanno in chiesa, scrive padre Amort, solo per scaldare il banco. Bisogna inoltre prepararsi con apposite preghiere a ricevere Gesù nell'ostia santa, e dopo il dovuto ringraziamento in ginocchio al Figlio di Dio che è venuto in noi attraverso l'Eucaristia, bisogna pregare Gesù intensamente e chiedergli di liberarci dalle presenze demoniache, perché in quel momento, subito dopo che si riceve l'Eucaristia, abbiamo il Signore cuore a cuore in noi. Ma quanta freddezza mostrano invece tante persone che dopo aver fatto la Santa Comunione vanno a posto e stanno seduti senza adorare e ringraziare colui che l'universo non può contenere e che allora è presente, vivo e vero in loro. Nessuna meraviglia perciò se non ottengono la liberazione. La preghiera va sempre fatta in ginocchio. Lo stare in piedi, specie in chiesa, davanti a Gesù sacramentato o durante la recita del Santo Rosario, è una grave mancanza di rispetto verso il Signore. Inoltre bisogna pregare con il cuore. Quante persone non ottengono la liberazione da disturbi diabolici perché pregano solo con le labbra, ma hanno il cuore lontano da Dio e dalla sua Santa Madre. Soprattutto bisogna essere sempre decenti nel vestire. Quanti cadono o ricadono nella possessione diabolica o non riescono a ottenere la liberazione perché vestono in una maniera veramente scandalosa. Inoltre, chi ha fatto sedute spiritiche o altre gravi pratiche di magia nera deve chiedere sempre nella preghiera continuamente perdono a Dio. Quante persone non ottengono la liberazione anche con continui esorcismi perché si sono confessati di queste cose con molta leggerezza e forse senza neanche un vero e sentito pentimento. Non lamentiamoci perciò se la liberazione non arriva. Bisogna confessarsi spesso e soprattutto bisogna confessarsi bene. Il maligno ha il terrore della confessione perché, se è ben fatta, gli strappa dalle mani le anime e le rimette in quelle di Dio. Perciò non esiste nessun esorcismo più potente della confessione ben fatta. Infatti, quando al maligno è stato imposto di dire cos'è la confessione, egli ha dato una risposta sbalorditiva. Ha detto: la confessione è il sangue di Cristo che lava le anime. Ma che uso fanno i cristiani di questo straordinario sacramento? È necessario pregare molto e pregare bene, pregare sempre. E quanti dicono: ho tanto lavoro, non ho tempo di fare tutte queste preghiere e di andare ogni giorno a messa. La Madonna stessa risponde a queste persone: cari figli, non si vive solo di lavoro, si vive anche e soprattutto di preghiera. Figlio mio, quando tu dici vado a messa, quando ho tempo,
Prego quando ho tempo. È come se tu dicessi a Dio: Signore, tu per me non sei niente. Dopo tali parole, come si fa a meravigliarsi se la liberazione tanto richiesta non arriva? Partecipate sempre alle ore di adorazione eucaristica, anche in chiesa. Adorate Gesù vivo e vero nell'ostia santa, soprattutto quando è solo. È Lui il vostro liberatore. L'esorcista di fronte a Gesù, ai poteri di Gesù, può fare ben poco. Il maligno non può niente contro le anime eucaristiche e devote di Maria, la sua grande ed eterna nemica.